Allora, vediamo un po', questa deve essere la base operativa della nostra prima Saints, eccola lì davanti a noi. La squadra di polizia ha appena rinvenuto i corpi della squadra Saints. È stata opera di un professionista. Il nostro bersaglio è ancora in fuga. Ah, allora ci hanno scoperto, vediamo un po' che cosa combina la nostra Saints, eccola lì, proprio all'interno della sua bella capanna. Vediamo che combina, magari avessi un bel cannocchiale riuscirei a vederla molto meglio. Vediamo un po', non riesco a beccarla da questa posizione, ma che combina? Vediamo, probabilmente si sta lavando la faccia, che sta facendo? Vediamo, è allo specchio. Ma guardate un po' delle guardie che ci sono qui intorno, è impossibile avanzare. Allora... probabilmente se la uccidiamo lì dentro riusciremo a essere completamente furtivi e occultati. Quindi vediamo di dare un'occhiata all'interno di quella casa. Io dico di passare dall'altra parte. Magari vediamo di ottenere vantaggio da questa parte. Vediamo di essere più rapidi possibili. Ok. Allora... probabilmente ritornerà lì dentro la nostra amica. Quindi se ci facciamo trovare lì dentro prima che lei entri, possiamo farla fuori in maniera abbastanza rapida. Attenzione, qua ci sono altre guardie. Dannazione. Vediamo un po' che c'è scritto. Alto voltaggio, state attenti. Maledizione, forse possiamo fare qualcosa. Lì c'è una leva. Attenzione, non è che c'è qualcuno che ci controlla. Vediamo di dare un'occhiata presto. Vediamo. Fissa il cavo elettrico del tubo all'acqua. Oh no, maledizione, ci sono altre guardie. Ma vediamo se mi lasciano fare il mio lavoro in completa tranquillità. Ok, proviamo a fissare questo tubo. Non so neanche che cos'è. Aspettate, questo deve essere il cavo della corrente elettrica. Tiriamo la nostra leva, vediamo che succede. Oh, forse ho capito, maledizione. Mettiamoci nel campo di grano. Allora, c'è una perdita d'acqua nel tubo principale della condotta idrica. Probabilmente collegando il cavo dell'alto voltaggio, come dire, al tubo dell'acqua, forse trasferiremo elettricità alla nostra amica mentre si laverà la faccia. E speriamo che rientri lì dentro, maledizione. Altrimenti la faccio fuori con le Silver Baler da lontano. Quindi proviamo a rientrare nella nostra postazione iniziale. Oh, maledizione. Meno male che c'è questo grano da queste parti. Non credo di poter passare dall'altra parte, maledizione. Vediamo un po'. La strada si fa sempre più complicata. Possiamo provare adesso, possiamo provarci, avanti, avanti, avanti. Ok, abbiamo solo questa opportunità per farla fuori. Attenzione che qui si è addentrato un altro nel campo. 47. Non puoi scappare da nessuna parte. Lasciami in pace, amico. Vediamo di prendere le nostre belle pistole e di essere molto rapidi. Eccola davanti a noi, pronti. Oh, eccola! Ha funzionato, perfetto. Baciati dalla fortuna, ma ha funzionato. Perfetto, uccisione del bersaglio. Ovviamente, uccisione tipica. Ci ha dato 11.000 punti. Vediamo di procedere dall'altra parte. Allora, un'uccisione simile a quella che abbiamo effettuato mi sembra nel gameplay, in diversi gameplay precedenti. Mi sembra di aver ucciso un altro ragazzone che ha fatto pipì appunto come dire, nel tubo dell'acqua, che era accompagnato da un'ottima elettricità. Allora, la prima l'abbiamo fatta fuori, ne rimangono altre due però. Attenzione che devono essere proprio all'interno della stazione operativa. Quindi vediamo di stare sempre molto attenti e di mantenere la calma. Allora, vediamo un po'. Qui c'è un bel caravan davanti a noi. Due caravan. Allora, quella deve essere una specie di centrale elettrica. Maledizione. Allora, Continuo a cercare, sto ripiegando. attenzione, proviamo ad andare avanti. Qua ci sono diverse guardie. Meno male che ci sono questi campi di grano che ci rendono occultati. Qua c'è un'intera pattuglia di uomini. Allora, bene, il prossimo obiettivo, le altre due Saints. A quanto pare ci dovremmo addentrare verso, come dire, quella tenuta settecentesca davanti a noi. Allora, vediamo un po', ci sono altre due belle cisterne. Qua c'è una bella centrale operativa. Attenzione che ci sono altre guardie. Maledizione, proprio in mezzo a questi dannati campi continuano a rompere le scatole. Allora, vediamo di setacciare la zona. Ci sono due caravan davanti a noi. Probabilmente quello sarà il caravan di The Patriot, quello che abbiamo visto appunto nei gameplay precedenti. Allora, Jacqueline Moread, completa attitudine quindi per le abilità fisiche, grande atleta, ovviamente anche tiratrice per, come dire, il tiro a piattello. Capiamo più o meno quello che combina. Abbiamo visto che ha una personalità molto acuta e quindi rimarrà sola. Non deve finire così, 47. Arrenditi e ti risparmieremo la vita. Va bene, amica mia, vediamo un po' chi la spunterà. Allora, probabilmente rimarrà sola, andrà a isolarsi magari in qualche zona, quindi vediamo di seguirla e capire più o meno quello che va a fare. Allora, vediamo innanzitutto qua cosa c'è. Questo bel caravan magari ha qualcosa di interessante per noi, vediamo un po'.
Niente, maledizione. Mi sa che dobbiamo... Eccola, eccola che continua ad avanzare. Proviamo a passare dall'altra parte dei campi. Forse riusciamo a fare qualcosa. Ok, proviamo da questa parte. L'importante è non farci scoprire, perché ovviamente in questa zona non ritroviamo molte persone che hanno diversi equipaggiamenti. Quindi se ci scoprono rimarremo quindi a secco, perché non potremo cambiare equipaggiamento. Allora, vediamo un po'. Agente 47, il campo è circondato. Arrenditi e Travis stringerà un accordo con te. No, amica mia, non intendo fare accordi diplomatici. Allora, vediamo, ancora guardi davanti a noi. Maledizione, vediamo di ottenere vantaggio da questa parte. Signore, la smetta subito. Calma, ci ha visto, maledizione. Meno male che nel campo eravamo furtivi. Oh, 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 la situazione si fa complicata, molto complicata, dannazione. Vediamo di andarcene. Maledizione. Proprio una specie di campo minato. Se sbagliamo appunto un passo, questi ci fanno secchi. Ok, andiamo. Il fatto è che loro ci vedono la cappucciona pelata, nient'altro. Proprio ci vedono la nostra bella testa lucida. E proprio continuano ad ammonirci. Allora, vediamo. Pensi che ci piaccia, 47? Tu sei di ispirazione per tutti noi. Arrenditi e ti prometto che sarai trattato con onore. Maledizione, eccola qui davanti a noi. Continua ad avanzare. Oh! Non avremo un'opportunità migliore per farla secca, maledizione. Eccola. Ho paura però che mi vedano, maledizione. Utilizziamo le nostre belle Silver Bailer da lontano. Mettiamoci quindi in questa zona un pochino più riparati. Agente 47, il campo è circondato. Vediamo di intravederla, maledizione, non riesco proprio a notare. Eccola, maledizione, dobbiamo farla secca adesso. Vediamo, no, niente, l'abbiamo persa, maledizione, se n'è andata. Eccola, sta lasciando il campo, dobbiamo provare un colpo. Ma cosa... L'ho mancata! Maledizione, gli abbiamo fatto però, come dire, svegliare il cervellino. Eccola là che continua ad andare avanti. E niente, abbiamo perso questa occasione. Non sono riuscito a beccarla. Proprio in questa situazione non... Ehi, c'è nessuno? hanno sentito... Niente, amico mio, sarà stato un piccione che è scivolato appunto dal caravan e si sarà rotto il becco. Quindi stai calmo. Niente, l'abbiamo mancata. Sembra abbastanza difficile la situazione. Proprio non capisco come farla fuori qui in mezzo al grano, perché ci sono davvero tantissime guardie. E se mi alzo appunto per neutralizzare una di queste guardie, probabilmente mi vedranno. Quindi, non so, possiamo dare fuoco a queste spighe di grano, qualcosa del genere. Allora, da questa parte invece cosa c'è? Ascia? Questa sembra abbastanza figa. Magari gliela possiamo tirare da lontano. Molto bene. Allora, vediamo che possiamo fare, se possiamo prenderla magari in maniera adeguata. Oh, nascondiamo le pistole. L'altra Saints, eccola qua. Attenzione. Attenzione. Ah, quella lì deve essere appunto il leader di questa corporazione. Vediamo dove va. Probabilmente arriverà da questa posizione. Eccola, continua ad andare in avanti. Vediamo se posso prendere questa bella ascia davanti a noi. Sarebbe molto ma molto utile. Però sprecherei davvero... Oh, tantissimo istinto. Però è fondamentale per far fuori la nostra Saints. Ok? Amico mio, non ti puoi girare dall'altra parte tu con questo passamontagna. Maledizione. Ok, ecco la nostra ascia. Andiamocene via. Andiamocene via. Presto. Presto. Non c'è niente. Sono un piccolo spaventapasseri. Me ne ritorno nel mio grano. Allora, abbiamo un'ascia. Molto bene. Vediamo un po' quello che possiamo fare. Ecco la nostra Saints che continua ad andare in avanti. Potrei provare a lanciarla, però dobbiamo essere occultati, perché mi spavento che mi vedono da questa parte. Allora, proviamo ad alzarci. Ok, siamo completamente occultati. Proviamo. Eccola davanti a noi. Eccola. Proviamo a nasconderci. Agente 47, il campo è circondato. Arrenditi e Travis stringerà un accordo con te. Andiamo! Perfetto, ce l'abbiamo fatta. O la va o la spacca. Ho dovuto farlo. Vediamo di andare. L'abbiamo presa immediatamente alla testa. Molto bene, lasciamola lì. Non intendo nasconderla in qualche baule. Adesso la troveranno ovviamente gli altri uomini, quindi è meglio lasciarla. Allora, a quanto pare rimane l'ultima Saints. Mi sa che l'avranno scoperta la nostra cara amica. Infatti, trovato il corpo, dobbiamo abbandonare immediatamente questa postazione. Maledizione. Oh, qua ce ne abbiamo un altro davanti a noi. Eccolo. E infatti siamo nello stato sospettoso. Maledizione. Allora, l'ultima Saints si deve ritrovare necessariamente in questa zona, come dire, in questa specie di parcheggio, accompagnato da anche questa bella tenuta. Allora, proviamo ad andare in avanti. Maledizione, abbiamo anche abbastanza istinto. Oh, calma. Dobbiamo utilizzarlo, maledizione. Via. Maledizione, via. Ne abbiamo sprecato molto, maledizione. Via, mettiamoci immediatamente nei campi di grano. Allora, vediamo di ragionare. Hanno trovato entrambi i cadaveri, rimane la nostra ultima amica, quindi la nostra cara Saints, con carattere abbastanza deciso, leader di questa associazione. Allora, oh, che è successo, maledizione? Ci hanno visto nuovamente? Guardate questo testa pelata ancora davanti a noi che continua a guardare. Ti sparo in testa appena continui a guardarmi, maledetto. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare. La nostra amica
probabilmente entrerà all'interno di questa bella tenuta. Vediamo un po'. Allora, qua c'è una bella guardia che continua a farsi i fatti suoi guardando questo bell'angolo. Allora, però probabilmente all'interno la situazione non sarà uguale. Vediamo un po' di dare una piccola occhiata. Qua mi sa che c'è un ragazzone, vediamo se è vero. Eccolo, maledizione. La strada sembra sbarrata. Magari avessimo una mappa come era nei vecchi Hitman, anche degli edifici interni, maledizione. Ma mi sa che non possiamo ottenere niente appunto dall'interno. Vediamo un po' se esiste magari una mappa, qualcosa del genere, per capire se all'interno di questo edificio c'è qualcosa di importante, qualche oggetto. Io mi ricordo quando giocavo a Hitman Silent Assassin vi era la mappa ovviamente di tutte cose, ovviamente di qualsiasi piano, anche di cosa c'era all'interno di quei piani. Ovviamente così è proprio molto più difficile, come se fosse la realtà, cioè non abbiamo appunto nulla a riguardo di questo edificio. Non so neanche come se posso salire al di sopra. Allora, innanzitutto vorrei eliminare questo testa pelata che continua qui a rompermi le scatole, quindi vediamo di andargli dietro. Vieni qua, amico mio, non mi fare arrabbiare. Vieni, vieni bello. Oh, no, 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 sta arrivando la Saints. Via, 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 nel campo di grano. Presto. Vuoi strozzarti, maledetto? Ok, buttiamoci qui dentro. Allora, abbiamo perso qualche punto. Seppelliamolo qui in fondo, oppure lo possiamo issare come uno spaventapasseri. Ok, mettiamolo da questa parte. Molto bene, avanti, facciamo presto perché qua la sorveglianza è abbastanza acuta. Ok, ho perso sia l'ascia, ho perso l'ascia appunto con la nostra cara amica, quindi mi sa che non abbiamo niente da lanciare per attirare qualcuno fuori. Rimuoviamoci questi begli occhialoni perché sarà davvero molto difficile colpire con questa vista oscurata, perché probabilmente la faremo secca con le pistole. Allora, quindi dobbiamo avere la vista completamente libera. Allora, la Sandra Dixon, eccola qua, finalmente davanti a noi. Vediamo quello che possiamo fare. Diamo un'occhiata da questa parte. Qua addirittura c'è una specie di baule dove possiamo nascondere dei corpi. Osso per cani. Questo mi sembra abbastanza figo. Probabilmente sarà un amante dei cagnolini la nostra amica. Ok, proviamo adesso a lanciare, appena arriverà nuovamente nella nostra postazione, l'osso appunto da questa parte per farla secca. Vediamo, però mi sa che qua ci sono altre guardie, potrebbero ostacolare il nostro processo di uccisione. Allora, vediamo se possiamo eliminarla, ma qua mi sa che c'è qualcuno all'interno. Vediamo se è vero. Attenzione, con un bel membro della SWAT. Dobbiamo rischiare, dobbiamo immediatamente lanciare il nostro bel osso proprio qui e attendere quindi che la nostra amica si faccia a 4 passi. Allora, vediamo un po'. Il fatto è come ne usciamo da questa situazione, perché sembra abbastanza difficile anche progettare la fuga. Allora, vediamola. Attenzione che qua c'è un bel, come dire, un bel montante che continua a tenere dei pesi, magari possiamo lanciarli sulla testa della nostra cara ragazzona. Vediamo un po' dove è legato, maledizione. Sembra una specie di, come dire, componente meccanico molto particolare. Vediamo se la nostra amica si fa un passaggio appunto sotto questo elemento, magari gli possiamo sparare e farglielo arrivare sulla testa. Ok, possiamo provare diverse strategie. Intanto proviamo questa dell'osso per cani, che sembra appunto la più adeguata. Ok, vieni qua, bella, fatti altri 4 passi. Proviamo a lanciarla appunto da quella parte. Vieni qui. Ok, lanciamolo. L'ha sentito, perfetto. Si sta avvicinando anche l'altra guardia. Speriamo che arrivi solo lei, maledizione. Eccola. Dobbiamo scegliere appunto il punto giusto per farla a pezzi. Eccola qui, sta arrivando immediatamente in mezzo al grano. Vediamo di sparare appunto da lontano. Eccola davanti a noi. Maledizione, non riesco a vederla con tutto questo grano. Perfetto, colpita in piena testa. Attenzione che sta uscendo anche l'altro uomo. Un ottimo colpo. Allora, vediamo un po' dov'è la nostra uscita. Vediamo, localizza la base operativa. La base operativa? Che c'è una specie di marchingegno segreto da queste parti. Maledizione. Vediamo dov'è questa dannata base. Deve essere dall'altra parte dei campi, maledizione. Mi sa che ci dobbiamo fare qualche altro passetto a piedi. Ok, maledizione. L'uccisione che mi è piaciuta di più però è stata la prima, maledizione. Vediamo di nasconderci da questa parte. Benissimo. Abbiamo accumulato anche tanto istinto per il nostro ottimo colpo. Sicuramente se non avessi tolto gli occhialoni da moscone non sarei riuscito a colpirla. Allora, la base operativa, vediamo di trovarla, maledizione. Deve essere quel furgoncino. Il furgoncino, maledizione. Il furgone dall'altra parte. Vediamo se possiamo passare inosservati. Amico mio, vai, vai. C'è una bella sigarettina che ti aspetta. Fammi uscire. Ok, ok, avanti. Ecco la base operativa. Abbiamo tantissimo istinto. Abbiamo tantissimo istinto. Vediamo un po' quello che possiamo fare. Ecco la base operativa. Che dobbiamo fare qui vicino? Maledizione. Che dobbiamo fare? Rispondi al cellulare. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Mi ricevi? Aggiornamento. 47. Travis. Mi fidavo di te. Ti è stata assegnata una missione e hai tradito l'agenzia. Mi hai umiliato!
Molto bene, a quanto pare siamo riusciti a ottenere la vittoria all'interno di questo ultimo, come dire, capitolo, ovvero all'interno dell'attacco delle Saints. Molto bene, siamo riusciti a ottenere un totale di 275.863 punti. Molto bene, allora, a quanto pare adesso ci dirigeremo per colpire il nostro caro e amato Travis. Molto bene, a quanto pare non capivo alla fine come salvarmi, appunto dovevamo solo rispondere al telefono. Molto bene, allora, spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un voto o un commento, oppure se c'erano altre strategie per far fuori le due Saints, ovvero credo che la prima strategia sia quella più azzeccata, però per quanto riguarda le altre due probabilmente c'era qualcosa da fare con il montante appunto all'interno di quella casa, quindi fatemi sapere se c'erano altre modalità di uccisione delle ultime due Saints, perché mi sembra che l'uccisione con l'ascia sia stata un pochino rimediata. Comunque ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay ragazzi, ciao a tutti!